titolo del progetto è Sulle tracce degli animali. Avete avuto modo di conoscere Bobore. Ve lo ricordate? Sì, ci siamo già conosciuti. Che ci parlerà, insomma, di come gli ecosistemi urbani ormai abbiano intrapreso un'altra concezione, un altro modo di essere concepiti e di essere visti. Quindi iniziamo subito a parlare di questi ecosistemi, di questi habitat delle città. Habitat è la casa di un animale, di una pianta. Se io vi dicessi che anche la città, il paese, i centri abitati sono ecosistemi, sono habitat dove un sacco di animali vivono, magari noi non li vediamo perché stanno nascosti, però ci sono. Vi torna o vi sembra una cosa strana? Ne conoscete animali che vivono in città? Qualcuno vi viene in mente? No? Quelli sono domestici, quelli vivono in casa. I lupi, Uccelli? Allora, iniziamo dalle tracce. Quindi queste sono tutte cose che possiamo vedere girando a volte in città, a volte in campagna. Alcuni ce li abbiamo anche nelle case. E che al passaggio quindi lasciano dei segni di presenza, che sono ad esempio le ragnatele oppure le tracce sulla sabbia. Oppure troviamo a volte le foglie mangiucchiate anche nel balcone. Nelle piante che teniamo in casa a volte troviamo delle tracce del passaggio di una lumaca oppure delle farfalle. Quindi se facciamo attenzione c'è tutto un piccolo mondo di animali che vivono in città a contatto con noi. A volte sono animali molto piccoli come gli insetti, ma a volte sono anche un po' più grandi, sono ben visibili come le cornacchie ad esempio, i pettirossi che in inverno si vedono spesso. Vi è mai capitato di trovare nidi caduti dall'albero oppure uova? Ok. Quelle sono comunque tutte tracce del passaggio. A volte si trovano anche piume, ad esempio. Vi sarà capitato, sì. Ok, quelle sono tutte quindi segni della presenza. Vi è capitato, ad esempio, in pineta di trovare le pigne che sembrano lavorate da un falegname, sembrano tutte pulite, rosicchiate. Ok. Quello è il lavoro che fanno i topi, ad esempio. Oppure, ad esempio, trovare anche il guano dei pipistrelli, oppure la cacca del topo, che è simile a quella del geco, ad esempio, che spesso abbiamo anche in casa. Altre volte, quindi, piume, oppure i bolli alimentari. Di questi ve ne ho parlato durante la mostra dei barbagianni. Sono quelle parti che, soprattutto i rapaci notturni, i rapaci in generale, non digeriscono e sputano. A volte se passiamo vicino a un nido di questi animali troviamo dei cumuli di queste palle nere di roba che non viene digerita. Quindi spesso non riusciamo a vederli, però con le tracce sappiamo che ci sono. Pettirossi in inverno li vediamo spesso, anche questi li vediamo spesso nelle città, perché c'è un po' più caldo rispetto al bosco, alla campagna, quindi si trovano meglio. Le cince, le cinciarelle, le cince mori. I passeri, questi sono comunissimi, li avrete visti un sacco di volte. E sapete da cosa si riconosce invece un passero che mangia semi da una cincia che mangia insetti? Guardate il becco, o anche da un pettirosso. Quindi gli insettivori hanno il becco a punta, fatto apposta per beccare gli insetti. Invece quelli che mangiano semi un po' più duri da schiacciare hanno il becco, vedete, un po' più robusto, più tozzo. Il picchio e la ghiandaia, immagino li avrete visti, sarete andati in campagna, avrete fatto qualche passeggiata nei boschi. Beh, anche loro stanno diventando sempre più comuni nelle città, è una cosa strana, non è comune, non è normale, eppure si stanno adattando. Spesso vediamo anche i pali in legno, i tralicci in legno bucati dal picchio, che li buca e cerca gli insetti dentro il legno. Così come le ghiandaie spesso nidificano, fanno il nido dentro le città, anche vicino a strade trafficatissime, frequentate dalle macchine e dalle persone. Sarebbe molto più bello, più che acquistare animali,
fare in modo che già i selvatici che già ci sono vicino alle nostre case vengano, ad esempio, a mangiare oppure a occupare il nido che gli mettiamo a disposizione. Quindi l'attività che faremo a gennaio è proprio incentrata su questo. Quindi costruiremo delle mangiatoie o delle piccole cassette nido che potrete mettere a disposizione degli animali. Comunque, installando quindi una cassettina nido o una mangiatoia vicino a casa, avete la possibilità di vedere animali senza il bisogno di chiuderli in gabbia. Quindi questi animali si avvicinano perché gli mettete a disposizione del cibo, un nido. Abbiamo chiesto anche l'aiuto a Sufizio de Salim Basarda, cioè un ufficio che è preposto per la lingua sarda. E siccome il laboratorio è sulle tracce degli animali, le tracce degli animali ce le abbiamo anche nel territorio. E siccome il territorio va vissuto, va conosciuto a 360 gradi, ecco perché poi l'importanza della lingua sarda. Perché noi stiamo perdendo la lingua sarda e nel perdere la lingua sarda perdiamo anche la conoscenza dei territori. Cioè non abbiamo più la coscienza e la conoscenza dei territori. Ma diciamo le interconnessioni tra la lingua e la cultura sono fortissime. Basti pensare che come toponimi noi abbiamo diversi zoonimi, cioè dei nomi di luoghi che sono legati agli animali. E questi animali, cioè sulle tracce degli animali, è una costante. Perché in questo laboratorio, in questo discorso? Perché ci rendiamo conto che quegli animali, cioè quei luoghi che noi chiamiamo in un determinato modo, sono rimasti nella memoria collettiva, nella conoscenza del territorio, ma quegli animali non sono più presenti sul territorio. Ve ne faccio due di esempi. Uno si chiama Bruncu Zacrapola. Zacrapola, l'avete mai sentito questo? C'è anche una canzone appunto. Zacrapola è il daino. E questo territorio è strapieno di daini. Bruncu è invece la parte alta di un monte, che poi in sardo viene chiamato, cioè cambiano le pronunce, però il succo sempre quello è Bruncu, Bruncu, Fruncu, però è sempre la stessa parola, cambiano le pronunce. Un'altra è sul Montalbo, che sicuramente avete sentito, si chiama Punta perché è una delle punte più alte della catena del Montalbo nella parte lodeina, che si chiama Punta Gurtuglio. Ci dici qualcosa su Gurtuglio? Sono già molto bene, ti dico. Sul discorso insomma degli animali che lasciano tracce anche nella cultura del territorio, l'ultima cosa che devo dire è che lo troviamo anche come si chiamano fitotoponimi, cioè non solamente gli animali ma anche le piante. Un sacco di località hanno nomi di piante e quindi praticamente, sono tutti in sardo naturalmente, ci danno un'idea di come in quella zona c'era quel tipo di animale, quel tipo di pianta, perché è stato chiamato in quel modo. Quindi la conoscenza, cioè purtroppo stiamo perdendo la conoscenza sia del sardo ma anche del territorio. Quindi l'invito che vi faccio è quello di avere a cuore la conoscenza del territorio, della cultura e della lingua di dove abitate. Allora, spesso per fare le foto che avete, ad esempio le civette che vi sono piaciute tanto, spesso bisogna innanzitutto studiare, quindi vederle a distanza con un binocolo e vedere un po' dove stanno, dove si muovono. Poi piazzarsi una specie di tenda mimetica come queste. Esattamente, tu ti nascondi qua dentro, però
bisogna farlo in anticipo, quindi dobbiamo sapere ad esempio a che ora escono le civette dal nido, ci posizioniamo un'oretta prima e aspettiamo. Queste tende vanno bene ovviamente sia per fare le foto che per fare semplice osservazione. Vengono usate spesso anche da persone che fanno birdwatching, quindi sugli stagni, che si piazzano qui con i binocoli o con un cannocchiale. E quello è lo strumento fondamentale da conoscere prima ancora di fare foto.